Oggi siamo alla presentazione del diario scolastico 2024-2025, un'importante progettualità portata avanti al Parco Colli che quest'anno si intitola Tutti i colori del Veneto. È uno strumento importante perché rappresenta allo stesso tempo un utile strumento per tutti gli studenti per annotare i compiti e tutte quante le varie annotazioni scolastiche, ma allo stesso tempo uno strumento di educazione ambientale, di educazione civica, di educazione alla sostenibilità e alla salute. Quest'anno è stato raggiunto un obiettivo molto importante perché si sono raggiunte le 60.000 copie, di cui 15.000 solo nel Padovano, ma abbiamo raggiunto anche i territori di Treviso, di Venezia, di Rovigo. È quindi un importante risultato e ci tengo a ringraziare personalmente i vari partner, a partire dalla Regione Veneto, all'Ufficio Scolastico Regionale, a Sesa, alla Banca Adria Colliusani e all'Editoriale La Voce. E concludo con un auspicio, un in bocca al lupo, un augurio agli studenti per un buon anno scolastico e per un utilizzo di questo strumento, che è uno strumento che vi può avvicinare a divenire dei cittadini consapevoli e rispettosi dell'ambiente in cui vivono.